Pochi istanti al via per la terza corsa, premio Fivero M, un bel confronto per 5-6 anni, non vincitori di 35.000 euro in Salchi Gentleman, corsa molto aperta, all'1 Dolly F, Michela Rossi 2 Daytona Cash, Massimiliano Michelotto 3 Daphne JCP, Jacopo Iommi 4 Dubai Jet Hotel Zorzetto, 5 Chopin Griff, Patrick Romano 6 D'Ursamore SM, Giuseppe Leanza 7 Camelot R, Andrea Orlandi 8 Don Amore Como, Matteo Zaccherini 9 Daniela Coll, Leonardo Vastà. Start che inizia a prendere velocità, si ritrae D'Ursamore SM, partiti con Daphne JCP che scavalca Daytona Cash, all'esterno Dubai Jet che prende la testa, in mezzo alla pista Chopin Griff, Chopin che prova a trovare posizione in corda, Daphne JCP però gliela nega, poi Daytona Cash, quindi Don Amore Como, poi Dolly F, ancora Camelot R, quindi Daniela Coll, D'Ursamore SM, lancio in 13,8, Daytona Cash va a fare la seconda pariglia alle spalle di Chopin Griff, intanto Dubai Jet completa in 28,8 i primi 400 metri, viene via Don Amore Como in terza corsia che prova ad aggirare i rivali, rimane per il momento in terza ruota, cerca di passare nei confronti di Chopin Griff dopo 600 metri di corsa passati in 43,9, Dubai Jet in vantaggio, Chopin Griff di fuori, Don Amore Como che è rimasto in terza, in corda Daphne JCP, Daytona Cash in seconda pariglia, poi Daniela Coll, 800 metri passati in 58,7, 29,9 questi 400 metri di corsa, con Don Amore Como che soffre in terza corsia e retrocede, Dubai Jet continua a guidare nei confronti di Chopin Griff, quindi Daytona Cash in corda, Daphne JCP, chilometro in 1:13,7, la mossa da parte di Daytona Cash che spara in terza corsia, cerca di aggirare i rivali, ha richiesto Dubai Jet per ripartire, Daniela Coll a tiro di Daytona Cash che passa a condurre a 400 dalla conclusione, Daniela che prova ad andarlo a prendere, 15,1 il paletto, Daytona Cash in fuga da Daniela Coll che gli va in scia, gli altri che perdono battute, si libera ora Daphne JCP che viene a fare l'arrivo all'ingresso della retta, Daytona Cash è in vantaggio, inseguito da Daniela Coll che sposta, poi Daphne JCP che arriva forte a centropista, Daniela che va all'attacco di Daytona che si difende, Daytona Cash in vantaggio, Daniela Coll che attacca nel finale, Daniela Coll che passa e vince nei confronti di Daytona Cash, al terzo posto Daphne JCP, 1,58,8, 1,13,9 Daniela Coll, Leonardo Vastano per il training di Mattia Ricci e di Niccolò Iovinella, i colori della scuderia Jumping, vince la 5 anni da Exploit CAF in forma smagliante. Bellissime le ultime due, oggi trova il suo giorno, passa nei confronti di Daytona Cash che ha corso bene ma si deve accontentare al terzo finendo a bomba Daphne JCP.